Nuovamente ben ritrovati con 7 in punto, restiamo nel veneziano come argomenti, come temi, anche se in realtà quello che David Marchiori, cui diamo il buongiorno, ci permetterà di parlare, si tratta di un'esperienza che effettivamente non ha tante uguali in Italia, possiamo dirlo. Sì, l'esperienza è quella della centrale PLIP. Di cui è responsabile? Sì, esatto, l'ex centrale del latte del Comune di Venezia, che negli ultimi anni è stata proposta alla città dall'amministrazione pubblica e dalla rete dell'altra economia locale come la centrale dell'altra economia. Quindi mentre prima arrivava il latte e veniva restituito al territorio sotto forma di bottiglia o di altro, di trasformato, questa volta invece tutte le istanze dei nuovi stili di vita, delle relazioni tra associazioni, vengono intercettate dalla PLIP e restituite anche qui alla città sotto forma magari di altro. Passo indietro, quindi abbiamo detto PLIP, diamo anche un'ubicazione precisa, via San Donà a Mestre Carpenedo. Per tanti anni questa struttura, che è stata appunto rioccupata dal 2007, mi pare all'incirca, sì, riaperta, 20 anni circa, qualcosa in più, anche invece è stata chiusa completamente. Sì, dalla chiusura appunto da quando la struttura non è stata utilizzata per lo scopo appunto della centrale del latte, la sede è stata chiusa, ce n'è ancora una a Caposile mi sembra di centrale del latte, e la struttura è rimasta abbandonata. Il Comune di Venezia l'ha rilevata durante la giunta Costa, se non sbaglio. Tra l'altro l'assessore al patrimonio era Orsoni, l'ha riacquistata lui, l'attuale sindaco. L'attuale sindaco di Venezia, e una volta sistemata la struttura le ipotesi erano diverse sull'utilizzo, poteva essere un centro civico, si parlava addirittura di una sede della polizia municipale. Anche perché gli spazi sono ampi, quanti metri? Sì, siamo sui 1500-1600 metri quadri, quindi una struttura piuttosto importante, è un'ex fabbrica, quindi possiamo chiamarla archeologia industriale, no? E invece poi con la giunta Cacciari la decisione, anche sull'onda di quanto era successo a Roma, no? Dove la città dell'altra economia, l'ex macello del Testaccio, era nata e ha avuto una sorte diciamo un po' poco felice. Comunque è stata lanciata questa grande visione della città dell'altra economia, della centrale dell'altra economia, dove appunto si voleva proporre alla città qualche altro modo di vivere la propria quotidianità attraverso anche la relazione tra persone nello scambio non monetario, la banca del tempo, la conoscenza dei prodotti biologici del territorio, la cooperazione sociale, il volontariato e tutta una serie di cose. Un'idea che interessa quindi il pubblico, il privato? Beh, direi che una volta tanto una buona relazione tra il pubblico, il privato sociale, ma anche i movimenti, i gruppi spontanei, i gruppi di acquisto solidale, piuttosto che l'associazionismo più classico, le botteghe del commercio equo, tutta una serie di attori che poi si sono riuniti sotto un'unica associazione formalizzata di secondo livello che si chiama AERES, hanno cercato di proporre alla città un'iniziativa piuttosto coraggiosa, anche diciamo, piuttosto coraggiosa, che poi nel tempo è diventata quella che poi la PLIP è diventata, cioè promossa da un gruppo di soci di questa associazione. Dentro la PLIP si trova un po' di tutto. Ecco, l'idea, voglio dire, iniziale, voi avete cominciato nel 2010? Sì, 2010. Quindi siamo verso il terzo anno. Da come avete iniziato ad oggi, come sono cambiate le cose? Beh, sono cambiate tanto, nel non senso state che seguendo un percorso. Era una struttura completamente abbandonata, deserta, da riproporre alla città. In questa riproposizione abbiamo fatto tutti i tentativi, siamo partiti dalla proiezione delle partite del mondiale in chiave social, quindi abbinando delle iniziative sociali prima o dopo i match delle partite, e poi via via con rassegne di musica classica, rassegne di teatro. Abbiamo ospitato diversi scrittori e giornalisti a livello nazionale che sono venuti a presentare i propri libri e a far conoscere la struttura. Abbiamo ospitato anche degli artisti di livello insomma piuttosto alto, pensiamo ad Eugenio Finardi, ma come anche grandi pensatori del nostro tempo come Serge Latouche, il profeta della decrescita, e la struttura praticamente nel tempo è diventata un luogo
un luogo pubblico, un luogo in cui tutti i cittadini possono partecipare, dai gruppi informali che vogliono riunirsi a ragionare sul co-housing, ai gruppi di acquisto solidale che vogliono organizzare degli eventi relativamente al baratto o all'autoproduzione, fino anche a degli eventi appunto più strutturati come quelli con degli artisti conosciuti, tipo fra 10 giorni ci sarà Alessandro Roia, che è il protagonista di Romanzo Criminale, che verrà a recitare un monologo teatrale alla PLIP con un budget limitato, ma per sostenere la struttura viene ad esibirsi da noi nel nostro piccolo auditorium. Ovviamente la gente avrà possibilità di assistere allo spettacolo a dei prezzi assolutamente accessibili. Questa appunto è anche un'altra cosa che fa parte dello spirito, nel senso appunto che sia accessibile a tutti anche da questo punto di vista. Assolutamente sì, perché comunque abbiamo un dovere nei confronti della città, ci è stato dato in dote questa straordinaria possibilità e noi vogliamo restituire comunque alla città un'idea di un luogo aperto è un luogo accessibile per tutti senza barriere anche economiche. Alzo la mano per chi sta a casa, ha citato co-housing prima, sì. Spieghiamo. Beh, co-housing è una bellissima visione, sono un gruppo di persone che si stanno ritrovando, ci sono delle esperienze in Italia già più strutturate come in Toscana, in Lombardia, sono un gruppo di famiglie che decidono di andare a costruire un percorso di vera e propria coabitazione in una struttura abitativa condivisa dove ci sono delle parti comuni e delle parti private. Tutto questo per creare una nuova socialità, anche per ottimizzare dei costi, perché no? Anche perché comunque così facendo si creano delle dimensioni sociali diverse e innovative rispetto ad ora. Ora come ora viviamo un periodo in cui siamo tutti piuttosto isolati e piuttosto concentrati su noi stessi. Il co-housing è il contrario. Poi parlando anche con tanti dei nostri ospiti che sono venuti a trovarci, ricordo Simone Perotti, uno scrittore anche piuttosto conosciuto, diceva che secondo lui il co-housing è il welfare del futuro, perché quando ci troveremo tutti con una situazione pensionistica piuttosto tragica, avremo modo invece attraverso la relazione con i nostri compagni di viaggio, parenti o non parenti, di poter, come dire, avere dei supporti che adesso magari ci sono e più avanti non ci saranno. Baratto invece, altro esempio citato prima, come viene applicato? Beh, il baratto, ci sono dei gruppi di acquisto solidale del territorio che promuovono un'iniziativa al mese ormai di baratto. La scorsa settimana c'è stato il baratto dei bambini, c'erano oltre 150 bambini che attivavano questa dinamica di scambio non monetario, di merce che assume un valore non economico. Quelle persone si scambiano degli oggetti, non necessariamente di quarta scelta o diciamo in fase di prespazzatura, anzi si trovano e non solo si scambiano l'oggetto, non è solo il gesto dello scambiarsi l'oggetto, ma anche il gesto di conoscere un'altra persona, di andare a intercettare le altrui esigenze. E appunto una lezione dal vivo sostanzialmente. Una lezione, sì, no, ma più che altro anche questo è un modo di riscoprire una socialità che comunque ormai non fa fatica di essere vissuta così come succedeva una volta. Quindi tutti gli espedienti sono buoni per ritrovarsi in una dinamica magari anche low cost, ma non per questo di bassa qualità, anzi. Assolutamente. Un minuto scarso, quindi troppo poco per spiegare bene com'è strutturata complessivamente l'attività. Chiedo soltanto, tra tutti gli ospiti avuti fino a questo momento, qualcuno che abbia partecipato maggiormente, che abbia dato uno spunto per dire ma sì, da domani facciamo anche questo. Beh, devo dire che tutti a modo loro, io sono rimasto colpito, perché hanno partecipato diverse persone famose all'interno della struttura negli ultimi mesi, no? C'è stato Oliviero Bea, c'è stato Massimo Fini, c'è stata Lia Celi, c'è stato Latouche, c'è stati gli attori di Boris, la serie televisiva, e molti di loro ci hanno richiamati dopo un giorno o due, dopo aver riflettuto sulla struttura, dandoci dei consigli. Quindi non so, Valerio Aprea, che è un attore comico piuttosto famoso, come Pietro Sermonti, ci hanno richiamato mettendosi a disposizione per fare. Lo stesso Finardi, che cura un festival cinematografico in Sicilia,
si è ripromesso di tornare per proporre anche non solo la sua di proposta culturale, ma anche altri. Oliviero Bea stesso, siamo rimasti in contatto, tutti sono rimasti colpiti da questa struttura che comunque è originale, poi può anche non piacere, però è piuttosto particolare. E quindi tutti hanno avuto modo poi di avviare una relazione che va oltre la mera presentazione del libro. E la cosa forse più interessante è stata quella con Alex Colazzoli, che è uno scrittore e giornalista, nonché maestro elementare, il quale si è messo a disposizione per organizzare un festival sulla legalità che terremo questa primavera a livello nazionale, dove andremo ad ospitare i massimi esponenti della lotta alle mafie e alle criminalità organizzate, alla PLIP per una settimana, coinvolgendo le scuole, le attività produttive in collaborazione con il Comune di Venezia. E questa è un'anticipazione. A tra poco dunque per capire come è strutturata questa PLIP a Mestre con David Marchiori, qui a 7 in punto. Nuovamente ben ritrovati con 7 in punto, nuovamente buongiorno a David Marchiori, doppiamente grazie per essere qui oggi nonostante una temperatura elevata, piuttosto elevata, abbastanza elevata, ma non si nota assolutamente. Parlavamo appunto della centrale PLIP di Mestre, la centrale dell'alta economia di cui è responsabile e abbiamo enunciato un po' di cose fatte. Capiamo un attimino la struttura fisica, se vogliamo. Sì. Sono tanti metri quadri, come vengono divisi e strutturati? Mettendo un po' di ordine giustamente sulle cose che abbiamo detto prima, allora ci sono 2 grandi sale, una pubblica sostanzialmente, una molto grande, sono 650 metri quadri, aperta praticamente tutti i giorni, a qualsiasi ora, perché se vogliamo dirlo dalle 11 mattina alle 11 di sera senza soluzione di continuità sono tante ore. È un luogo pubblico in cui una persona può entrare e anche sedersi e leggere un libro senza che nessuno, o leggersi il giornale o incontrarsi con un proprio collega, mettersi a studiare. Ecco, non è l'emeroteca, nel senso non è l'emeroteca, non è il centro culturale in cui bisogna avere una tessera, eccetera, è un luogo pubblico, si può entrare. C'è un angolo in cui è stata allestita un'osteria biosolidale in cui i prodotti del territorio, della rete locale, delle eccellenze dei fornitori dei gruppi di acquisto solidale vengono valorizzati, ma non per questo è lì il luogo in cui uno deve allocarsi quando entra. C'è un'altra area. Non è obbligatorio? No, assolutamente no, assolutamente no. E su buona parte, essendo legate ai gruppi di acquisto solidale, sono i famosi prodotti chilometro zero. Esattamente, sono tutti piccoli produttori locali che conferiscono, vendono ovviamente i propri prodotti e valorizzano i propri prodotti anche all'interno della struttura. C'è un'area proprio in cui una persona può a qualsiasi ora mettersi lì, navigare in internet, perché comunque il Comune di Venezia ha allestito l'hotspot wifi gratuito di cittadinanza di Venice Connected, quindi lì c'è questa area in cui chiunque può accedere e fare quello che vuole fare. Noi di nostro organizziamo dei doposcuola per i ragazzini delle medie, in cui oltre che fare il recupero scolastico fanno dei laboratori di autoproduzione, di educazione ambientale, di educazione alla cittadinanza, gestito tutto con i volontari della Banca del Tempo e con le associazioni del territorio. Facciamo la scuola del teatro di strada, l'educazione al teatro di strada col Teatro degli Invisibili di Padova, che ci dà una mano con i ragazzini una volta alla settimana. Adesso partiremo con educazione con i laboratori di teatro, di pittura sempre per i ragazzi. Il pomeriggio noi cerchiamo di lasciarlo ai ragazzi, all'educazione, alla partita educativa, diciamo. E la sera appunto ci sono i vari gruppi informali che si trovano, abbiamo citato il gruppo del co-housing, ma ci sono anche i gruppi di acquisto, c'è il gruppo che ragiona sull'eco-design, c'è un gruppo che sta lavorando ad un progetto di co-working all'interno della struttura la mattina, quindi ci sono diverse iniziative. Ecco, parentesi co-working. Perché anzi me la segno, dopo ci torniamo, non tanto per la spiegazione quanto per il fatto di altri posti dove vengono fatti. Nelle zone a disposizione c'è anche spazio per giocare in qualche modo? Sì, lì praticamente abbiamo un'area per i bambini più piccoli dove
dove c'è un tappettone, dove c'è il calcetto, dove le mamme possono venire a bersi il tè e i bambini si divertono, essendo molto grande lo spazio comunque si presta. Abbiamo anche dei gruppi informali che invece giocano dei giochi di società più strutturati, che si trovano sempre da noi. Insomma, è sempre in piena gratuità, diciamo. Assolutamente, sempre in piena gratuità. Mentre abbiamo anche un auditorium che è in convenzione con la Municipalità di Mestre Centro, che può ospitare fino a 350 persone, tutto attrezzato con l'area conferenze, dove facciamo gli spettacoli, eccetera, che o ospita le nostre proposte culturali o ospita le iniziative del Comune di Venezia e della Municipalità di Mestre Centro, oppure può anche essere affittata a chi vuole fare dei convegni, dei laboratori, sempre a dei prezzi comunque molto, molto politici, diciamo. Devono essere associazioni di terzo settore piuttosto che di... Diciamo che i soci della rete del terzo settore e dell'altra economia hanno dei prezzi convenzionati. Se arriva l'azienda di turno, può nell'auditorium, non nella sala pubblica, nell'auditorium può svolgere le proprie attività a dei prezzi concordati. Ci sono le comunità di migranti che pregano, abbiamo ospitato anche diverse funzioni di qualsiasi religione all'interno dell'auditorium. Insomma, teoricamente il Ramadan, altre cose, potrebbe teoricamente essere... Sì, abbiamo dei problemi di spazio, ecco. Però abbiamo la comunità del Bangladesh che il venerdì viene a pregare 2 ore nella pausa pranzo e si colloca in auditorium, pregano e dopo se ne vanno tranquillamente. Insomma, diciamo che è un luogo aperto alla città. Quello che noi mettiamo sul tavolo, da un lato è la proposta delle varie altre economie, quindi nuovi modi di vivere la propria vita relativamente ai consumi, alle relazioni sociali e quant'altro, e appunto il famoso capitale sociale. Noi spesso facciamo anche degli scambi non monetari, nel caso quello che volgarmente viene chiamato cambio merce, per noi invece è un valore relazionale molto importante che la nostra città ha bisogno di recuperare a volte, no? Ecco, spiegalo meglio, quindi allora. Torniamo a spiegare questo cambio merce come... Ma il cambio merce non avviene, avviene che per esempio il famoso baratto l'anno scorso, faccio un esempio ma come questo ce ne sono tanti, una piccola compagnia di teatro sociale aveva bisogno di un luogo dove provare, ci ha chiesto la disponibilità la mattina della struttura per fare delle prove, non ci sentivamo di chiedere dei soldi perché sarebbe costato troppo, per loro era proibitivo, e abbiamo concordato che in cambio rispetto a questo loro hanno svolto dei laboratori di teatro per i ragazzi del dopo scuola. Alla fine nessuno ha speso niente, ma ha messo a disposizione la propria competenza, le proprie risorse, comunque per generare bene per tutti, bene comune, e alla fine ne hanno beneficiato i ragazzini e la compagnia, e noi ci siamo messi in mezzo a fare da agevolatori. È il concetto trattato di banca del tempo sostanzialmente. Esattamente, noi abbiamo una banca del tempo tra l'altro che coinvolge già 40 persone, quindi per noi è un trionfo di questi tempi, dove c'è chi cuce i vestiti a qualcun altro, c'è chi taglia i capelli all'altro, c'è chi fa le lezioni di yoga, c'è chi fa il dopo scuola e ognuno ha il suo conto delle ore e se la gestisce un po' come crede, a seconda delle proprie disponibilità, delle proprie esigenze anche. Ecco, 3 anni quasi, 2 anni abbondanti, sono un buon lasso di tempo per dire come stia crescendo questo tipo di attività. Avete visto una crescita costante o in qualche modo diciamo che variano? Sì, la crescita è stata costante, anche perché insomma la cosiddetta osteria è partita da 8 mesi e quella è stata la svolta anche per aprirsi alla città, perché se non altro uno, anche volendo bere un caffè, ma poi diventa il pretesto per svolgere tutta una serie di attività, perché poi tutto ciò che viene ricavato all'interno della dimensione osteria viene reinvestito nella proposta alla città, quindi alla fine va da sé che gli strumenti anche per noi di agire sono aumentati in maniera considerevole. Se pensiamo che è partita un'iniziativa con la Biblioteca Civica di Mestre, per esempio, in cui i libri donati, i libri diciamo, di cui le persone non se ne fanno niente, vengono donati alla Biblioteca Civica di Mestre, che grazie a un'associazione che si mette a disposizione, vengono rimessi a disposizione delle persone che attraverso una donazione di 3 euro possono avere dei libri e con il ricavato andiamo ad acquistare dei libri in lingua originale per migranti da donare alla Biblioteca Civica di Mestre. In questo la Biblioteca Civica di Mestre ha avuto una grandissima capacità di tessitura,
perché in una dimensione di emergenza come versa anche la pubblica amministrazione relativamente ai fondi, si è messa in gioco in questa dinamica mettendo a disposizione risorse, persone e quant'altro, e in cambio comunque è riuscita ad ottenere degli strumenti, quelli dei libri in lingua originale per migranti, che altrimenti non avrebbe potuto avere, ai quali non avrebbe potuto accedere appunto per i noti problemi di bilancio, insomma, certo, che sono sotto gli occhi di tutti. E anche lì la PLIP è stata un luogo in cui questo è potuto avvenire, ovviamente grazie al fatto che è aperta al pubblico, e quindi ci sono le persone che sanno che periodicamente possono venire a trovare dei bei libri e alimentare un altro percorso virtuoso. La prima attività che c'è stata in assoluto? Il ballo degli anziani o c'era stato qualcos'altro? No, il ballo degli anziani ormai è un evergreen, è organizzato dall'Osservatorio Politiche Sociali e Attivazione Risorse del Comune di Venezia, con la famosa campagna Occiocciò, e ospita ancora adesso, ogni 15 giorni, il liscio per gli anziani che il pomeriggio possono ritrovarsi alla PLIP a divertirsi, a distrarsi un po' con il Comune di Venezia che come agevolatore poi periodicamente lancia delle campagne e noi in questo caso facciamo da ospiti e teniamo anche il bar a dei prezzi particolari per i signori che vengono a ballare da noi, e ormai è un appuntamento fisso, questo prima ancora che la PLIP si manifestasse come centrale dell'altra economia. Il nostro primo atto è stato ovviamente senza avere il luogo pubblico aperto, è stata una ricerca sui gruppi di acquisto solidale nel Veneto, che abbiamo presentato anche al Forum Mondiale dell'Economia Sociale e Solidale a Montreal, in cui abbiamo mappato, censito e elaborato dei dati sui gruppi di acquisto solidale. Unitamente a questo mi sembra che poi abbiamo organizzato la rassegna di musica classica con il Conservatorio di Venezia, che riparte alla fine di questo mese tutte le domeniche. Cos'è che non avete fatto? Che dal punto di vista, diciamo, di organizzatore del tutto dite sì, stiamo facendo 360 gradi, ma magari abbiamo fatto 358 gradi fino a questo momento. Ma guarda, cosa non abbiamo fatto non lo so, perché quello che ci piace fare generalmente avremmo voluto forse promuovere di più un percorso di cinema indipendente all'interno della struttura, però anche lì questioni di fondi ci hanno frenati. Non di spazi, quindi da quel punto di vista diciamo come struttura no, direi che sia la relazione con l'amministrazione, con la rete locale, bene o male fa sì che quasi tutto venga promosso e venga realizzato. Rimangono ovviamente le contingenze, rimangono a volte le fughe in avanti che poi devono essere un po' ridimensionate, ma questo penso faccia parte di tutte le esperienze sociali o imprenditoriali o comunque di proposta che vengono elaborate all'interno di un qualsiasi contesto poi. Quindi, per il momento siamo abbastanza soddisfatti e anche nonostante il periodo difficile che le persone stanno vivendo, che tutto il contesto in cui noi andiamo ad agire sta vivendo, la collaborazione rimane comunque molto, molto efficace, quindi ovviamente lo sforzo è grosso perché nella tessitura c'è tutta una parte di lavorio che non ha valore economico, quindi questo è molto, molto impegnativo. Da parte soprattutto. In puntate precedenti di 7 in punto abbiamo raccolto voci molto preoccupate, voci del terzo settore, per i problemi sempre maggiori legati proprio ai finanziamenti a cui faceva riferimento pochi secondi fa. Questo effettivamente è un grande problema per pensare a sviluppi ulteriori, o addirittura lo è, come ci è stato detto, per altre situazioni, non soltanto per gli sviluppi ma anche per il mantenimento delle strutture e dei servizi. Diciamo che ci sono due livelli di riflessione da questo punto di vista. C'è il livello macro, quindi il terzo settore inteso come quello più classico. Io vengo, come tu sai, dalle ACLI, e quindi non so, ACLI, Legambiente o qualsiasi altro pezzo del terzo settore. Sicuramente a livello nazionale stanno vivendo delle difficoltà piuttosto grosse, perché comunque i governi che negli ultimi anni si sono succeduti sono andati un po' via di forbice rispetto a dei finanziamenti, oppure che hanno posposto il famoso 5 per 1000, hanno spostato dei pagamenti, dei conferimenti, li hanno ridimensionati, quindi il sistema terzo settore sicuramente sta soffrendo. Poi
nell'ambito locale il sistema amministrazione pubblica anch'esso sta soffrendo. Venezia ancor più, visto la mancanza della legge speciale, la crisi del casinò che paradossalmente comunque faceva anche da ammortizzatore sociale su alcune politiche, e sicuramente, però comunque il Comune di Venezia, che ha sempre investito molto tra l'altro sul sociale, e nel momento in cui si è dovuto trovare a fare delle scelte le ha sempre concertate, se devo dire la verità, quindi certo adesso c'è più difficoltà a finanziare delle iniziative che escano dall'ordinario, nella misura in cui è l'ordinario che va garantito, e quindi adesso l'emergenza è quella della tenuta dei servizi di base e delle proposte già consolidate, e in questa fase tutti stanno cercando di mantenere quello, e tutto ciò che viene in più magari va cercato altrove, come i bandi europei, come dei finanziamenti da partner privati, fondazioni. Poi Venezia ha il problema che non ci sono tante fondazioni, come invece anche in altre province venete, invece questo accade. Come sostengo. E quindi sì, il terzo settore ora come ora deve fare un po' più attenzione nel momento in cui va a fare delle proposte. Purtroppo è uno scotto che viene pagato a tutti i livelli, quindi anche per noi questo vale. Una struttura aperta come la vostra, sostanzialmente, aperta all'offerta di ogni singolo, ha aperto poi anche singole, diciamo, attività per persone che si sono avvicinate nel tempo, cioè nel senso qualcuno si è avvicinato, ha continuato a venire a lavorare con voi? Devo dire la verità, una delle cose più belle di questa esperienza è come si riescono ad intercettare le aspirazioni di volontariato anche innovativo da parte delle persone, quindi non c'è solo chi magari ha del tempo a disposizione e vuole spenderlo per una qualsiasi attività, ma sono sempre di più anche le persone che il tempo a disposizione lo vogliono trovare, sì, per fare qualcosa per la propria città, per il proprio quartiere, per il proprio territorio, che sia utile o che sia interessante. Quindi da questo punto di vista sì, essendo anche un luogo senza particolari etichette, forse anche questo aiuta anche le persone un po' più restie all'impegno volontario ad avvicinarsi in maniera più serena. E questo sì, sta avvenendo appunto nei famosi gruppi informali che abbiamo citato poc'anzi, proprio queste persone trovano il proprio alveo più interessante e anche più confortevole per poter svolgere la propria attività di volontariato. Mi ha fatto buttare l'occhio sugli appunti, mi era sfuggito il coworking famoso di prima. Dicevo, il coworking diciamo, si fa lavorare nello stesso posto più persone, condividere lo stesso spazio lavorativo, sì, che in realtà è aperto, applicato molto spesso in strutture che in qualche modo fanno per mestiere questo tipo di attività. Sì. È possibile invece in piena libertà anche nelle vostre? Noi stiamo studiando insieme ad alcune associazioni, all'amministrazione comunale, che già ha degli sportelli, per esempio a Villa Franchina, all'Informa Giovani ha già delle postazioni, degli slot con dei consulenti. Stiamo cercando di avviare un percorso all'interno della struttura che la mattina comunque rimane piuttosto poco utilizzata. Allora l'ipotesi nostra era quella di mettere in rete un po' di ragazzi che sono in start-up professionale, ovviamente mettendo dei paletti su cosa queste professioni implicano, certo, visto anche il contesto in cui andiamo ad inserirci, ai quali verrà magari chiesto di mettersi in rete tra di loro, ai quali verrà data la possibilità di avere la propria slot di azione, il proprio officino con wifi, telefono, stampante e quant'altro, magari con la possibilità di avere delle consulenze, dei dialoghi, delle connessioni con delle persone che magari questo percorso lo hanno già fatto o hanno nell'ambito professionale svolto dei percorsi virtuosi, in modo tale da creare una comunità di giovani che oltre che voler giustamente trovare lavoro e giustamente avviare una professione, magari la vuole avviare con delle connotazioni etiche, ambientali, sociali, piuttosto marcate. In 30 secondi prima della chiusura, che è già arrivata velocemente, per quanto potrà essere ancora un primato nazionale?
Ma io spero meno possibile, nel senso che strutture come questa dovrebbero sorgere in ogni città, ogni amministrazione, ogni rete locale dovrebbero spingere affinché luoghi del genere vengano proposti in maniera sempre più frequente. Capiamo le difficoltà, questo percorso è figlio comunque anche di un periodo in cui la situazione dell'amministrazione era molto diversa, quindi tutta la parte della ristrutturazione dell'ex Plip sicuramente oggi avrebbe dei tempi e dei modi piuttosto diversi. Quindi per noi non è un motivo di vanto essere un'esperienza unica a livello nazionale, è un motivo di orgoglio per quello che siamo riusciti a fare nella nostra città. È un motivo di amarezza nella misura in cui si fa ancora fatica a rischiare su questi temi, a proporre questi temi senza doverci per forza mettere il paracadute di un qualcosa di scontato, no? Quindi speriamo che comunque anche il momento che si sta vivendo generi delle esperienze come questa che alla fine richiedono degli investimenti piuttosto modesti e invece un lavoro molto forte di relazione col territorio. Grazie a Davide Marchiori, responsabile del PLIP, Centrale dell'Alta Economia di Mestre, ben trovato. Grazie mille. Naturalmente in bocca al lupo per questo primato che abbiamo detto, ma per il lavoro in genere complessivamente. E buona giornata anche a voi, e 7 in punto torna puntualmente domattina alle 7, e buona giornata con i nostri programmi e i nostri telegiornali, il primo lo ricordo alle 12:40. Buona giornata.